Vicepresidente, lei oggi ha visitato l'Orion, un'azienda italiana che produce con macchinari italiani ed esporta il 90% all'estero. È un po' un esempio per tutta la nostra regione e per tutta l'Italia, forse. Ero molto curioso di venire a visitare la Orion, che ho incontrato su altri tavoli perché si sta interessando a una possibile soluzione di altra crisi qui in regione, e devo dire ero curioso di venire a vedere questa che è l'unica fabbrica di valvole in regione Friuli Venezia Giulia, dove la componente dell'innovazione, la componente legata alla ricerca e nello stesso tempo la grande qualità del prodotto finito, perché queste valvole vanno sulle varie linee dell'oil and gas e di molti altri settori di questo tipo, e quindi debbono avere un altissimo livello di sicurezza, un totale livello di sicurezza ovviamente. Ero curioso di vedere come avveniva il processo. Devo dire che ne rimango veramente colpito, questo a riprova che la piccola e media impresa del Friuli Venezia Giulia è molto alta nella sua specialità e nel suo saper essere al passo coi tempi. Lo testimonia anche il fatto che oltre il 90% della produzione è vocato all'export e quindi questa azienda è competitiva sui mercati mondiali. Non può che non far piacere, e soprattutto è uno stimolo a noi amministratori pubblici, a noi legislatori regionali, di accompagnare nel miglior modo, dando a loro la possibilità di lavorare al meglio nella nostra regione.